Tengo famiglia, lo giuro, anche una figlia che solamente scarpe spende più di una tribù. Per non parlare di una suocera assassina che beve ogni mattina fino a non poterne più. La vita è dura. Posto garantito e lauti stipendi per i familiari di politici e sindacalisti. Il presidente del Casinò dichiarò: i parenti illustri ci sono, ma non li ho portati dentro io. Il motto dell'azienda dei trasporti è: impresa e territorio, il valore dei fatti. In un anno abbiamo subito cresta sui biglietti, sottrazione di incassi, contraffazione e vendita di biglietti, turisti ed abitanti gabbati con il resto. La città più ricca d'Italia pratica tariffe altissime per l'asporto dei rifiuti domestici. Per accertarvi fate un confronto con le tariffe praticate dai comuni di Verona e Vicenza. Venezia conta 12.000 dipendenti pubblici, a cui vanno aggiunti i dipendenti delle compartecipate e delle partecipate del comune. Dal 2006 la nostra denuncia è all'esame di un magistrato. Dopo la triste realtà, diamo spazio all'immaginazione. Chiediamo al sindaco Orsoni se ci sono raccomandati nelle società del comune. Soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Viva i soldi! Soldi, soldi, ovvero papabraschi, ti danno donne, whisky, salute e figli maschi perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Viva i soldi!